Dell'avvicendamento in giunta a Firetto si vociferava da tempo, tra i nomi sussurrati quelli dei consiglieri di Forza Italia Civiltà e Giacalone. Era risaputo che Giovanni Amico avrebbe lasciato. Le motivazioni sono, come sempre, dovute a impegni lavorativi personali. Inaspettato, un vero fulmine a ciel sereno l'ingresso invece di Massimo Muglia, docente di economia pubblica e relazioni internazionali. Gli agrigentini lo ricordano al fianco di Michele Sodano, eletto deputato nazionale in quota 5 Stelle, e prima di allora la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento al fianco dell'ex sindaco Marco Zambuto come suo vice, ma anche come assessore dell'ex provincia. Così Firetto cambia il quarto assessore dopo Franco Miccichè, dimessosi per l'allontanamento del gruppo di Di Mauro dalla maggioranza, e Domenico Fontana, che ha lasciato l'incarico pochi giorni prima della condanna in primo grado per la vicenda delle Macalubbe e dopo le dimissioni per motivi personali di Beniamino Biondi. Cade un altro degli assessori che fin dal primo momento sostennero la candidatura di Lillo Firetto, Giovanni Amico, che riveste già le cariche di direttore generale dell'aeroporto di Lampedusa, ma anche un importante incarico di vertice all'ast. Non mi piace lasciare adesso, in un momento così delicato per il futuro del comune, spiega Amico, e non voglio si possa pensare che il mio è un allontanamento studiato a tavolino. Anzi, sono molto dispiaciuto, continua, di lasciare questo incarico che ho ricoperto con responsabilità e amore per 3 anni. Se il comune potrà salvarsi, l'ho detto fin da subito, gli effetti delle manovre che abbiamo attuato per salvare l'ente si vedranno tra questo e il prossimo anno, conclude. L'uscita di Amico porta con sé dei rimaneggiamenti in termini di deleghe. Quella al bilancio infatti andrà nell'OAMEL, che manterrà anche il settore ecologia. A Muglia andranno invece settori come la polizia, il SUAP e la rete museale, ma non si esclude dunque che questo sia l'unico cambio interno alla Giunta. Il vero nuovo assessore al bilancio potrebbe subentrare a breve.